Siamo con Giada e Mattia a Friuli Doc dell'Associazione Caleidoscienza, che oggi è qui perché? Allora, noi siamo qua del terzo anno consecutivo, ospiti di Oasi, e quest'anno proponiamo un workshop che ha come titolo Aperitivo con la scienza, Drink and Play, e l'intento è quello appunto di coniugare il momento conviviale di un aperitivo con un momento di discussione libera su argomenti di attualità, e in questo caso abbiamo proposto come argomento il rapporto fra i giovani e i mass media nella contemporaneità. L'Associazione Caleidoscienza di che cosa si occupa? Allora, per dire in una parola sola, Credoscienza fa edutainment, ossia educazione e divertimento, la coniughiamo così. È un'associazione nata l'anno scorso, ma operiamo da molto prima e facciamo in due parole divulgazione scientifica, dai 9 ai 99. I prossimi appuntamenti? Allora, in ottobre saremo impegnati in una manifestazione di punta del Comune di Udine che si occupa di energia, si chiama Energia in Gioco, e quindi avremo attività rivolte ad un pubblico di tutti i tipi, quindi dai bambini delle scuole alle famiglie. E poi in novembre stiamo preparando la partecipazione a un'altra manifestazione nel Goriziano che si chiama Naturalmente Go, dedicata al Carso. E adesso stiamo lavorando anche per aderire alla settimana dell'UNESCO sulla sostenibilità, che quest'anno è dedicata all'acqua, quindi impegnati su più fronti.